3 condanne per stalking non lo hanno fermato e continuava a minacciare la sua ex. I carabinieri di Limene hanno arrestato un uomo di Villafranca Padovana che era agli arresti domiciliari, ma continuava ad evadere per perseguitare la donna che lo aveva lasciato dopo 8 mesi di relazione a causa della sua gelosia ossessiva. L'uomo in passato aveva avuto altre 3 condanne per molestie rivolte alle precedenti partner. A maggio era finito i domiciliari dopo aver perseguitato con atteggiamenti aggressivi, assillanti e vessatori l'ultima fidanzata che lo aveva lasciato. Messaggi a tutte le ore del giorno e della notte sul telefono, via social ai parenti e agli amici della donna, foto minatorie con le fedi nuziali e minacce. Si presentava sotto casa, appostandosi, lasciando mazzi di fiori e biglietti o aggredendola nel parcheggio del centro commerciale dove lei lavorava o seguendola quando usciva con gli amici. La donna angosciata aveva denunciato tutto alle forze dell'ordine che hanno disposto gli arresti domiciliari. Lo scorso 13 giugno però l'uomo era evaso di casa nuovamente, così il giudice ha disposto l'aggravamento della misura ed è stato trasferito al Due Palazzi.